l'amore tra il dottor Corradi, Walter Nudo e l'infermiera Giulia Samuela Sardo si è trasformato in realtà. Teneri e affiatati li abbiamo incontrati a Milano mentre si scambiavano dolci baci in occasione di una giornata di beneficenza dedicata all'Unicef. Non ci siamo baciati così tanto neanche in incantesimo. Abbiamo recuperato. Walter Nudo, il bel tenebroso dal cuore tenero, il mister mondo dell'Isola dei Famosi, è davvero innamoratissimo. Ma sarà un bravo seduttore? Come bacia Walter Nudo? Le labbra? Non lo so, provate. No, dicilo tu, ve lo dico io. Per noi il bacio è qualcosa che in realtà indica tenerezza, è più una cosa di, non lo so, una cosa veramente intima e personale. E anche i baci che in realtà ci siamo dati in macchina sono teneri, cioè non... è quello che pensi in testa, è quello che provi in quel momento che dà il significato al bacio. Il loro amore nasce 2 anni fa, proprio sul set di Incantesimo. Tra un ciak e l'altro, quella che era semplice amicizia si è trasformata presto in amore. Galeotto fu un bacio che adesso mi è venuto in mente, che fu questo. Te lo ricordi? Era nel mio studio e non era da copione, come il 90% delle cose che abbiamo fatto non erano da copione, però in quel momento, portato dalla situazione, dal personaggio eccetera, mi è venuto da baciarla sulla fronte. Questo sulla fronte sembra meno intimo, in realtà lo è molto di più, soprattutto per 2 persone che non avevano ancora grandi contatti, no? Comunque eravamo colleghi e basta. E pensare che il loro primo incontro sul set era stato poco promettente. Entriamo sul set dove c'è il trucco, io ero lì, a un certo punto lei viene e mi dice: ah, ciao Walter, io sono Samuela, io la guardo, dico ciao e vado via. Lei si gira verso i truccatori, dicono: ah, iniziamo bene. 10 mesi così. Veramente. Ed ero orso, io sono un po' orso quando lavoro. Chi mi conosce lo sa, io passo da un cesso all'altro. E lei mi stava conoscendo. Però nessuno mi aveva preparato, quindi era andata, capito, piena di entusiasmo, no? Per questo senso, no? Di lavoreremo insieme, mi presento bene, ciao, sorriso, cose. Lui a malapena mi ha guardato. Cosa pensavi di lui? Dillo. Posso dire? Di come No. sono delle cose. Perché... No, io devo dire ero abbastanza prevenuta nei suoi confronti perché lo vedevo bello, non lo so, no? Lo stereotipo così. Nonostante la diffidenza iniziale, il tenero orso Walter è riuscito a far breccia nel cuore di Samuela, che giorno dopo giorno non ha potuto far altro che cedere definitivamente alle lusinghe dell'affascinante dottore. È stata una cosa veramente graduale, molto ragionata, molto pensata, nonostante magari, sai, l'istinto e comunque il cuore fosse già un po' più avanti, però con la testa tutte e due ci abbiamo pensato molto. Walter, grazie a Samuela, sembra ormai aver messo definitivamente la parola fine alla sua storia con la ballerina Tatiana Tassara, con la quale ha avuto i suoi 2 figli, Martin ed Elvis. Ma cosa lo ha attratto di Samuela? Non è esattamente importante capire quali sono stati i motivi, ma sentire che era quella la cosa che sentivo dovevo fare. Sentito un sussulto del cuore e hai detto assecondiamo questo sussulto. Non ho ragionato, ho seguito. Anche No, lì, in vedi? realtà quella mattina sono passata io, si è girato, si passava un altro. No, sì. Sì, difatti, sostanzialmente è quello che volevo dire. Samuela, con tanta ironia, scherza davanti alle nostre telecamere, facendo un singolare appello. Ti lancio un appello, vorrei un uomo biondo con gli occhi azzurri, ecco, non come lui, completamente diverso. Scrivete, potete scrivere La vita in diretta, grazie. Non ho capito quello Che carini, ma che carini che Bella sono, coppia. è vero, Samuela e Walter. Però ti volevo chiedere una